Bene, bentrovati, bentornati dalla Digital Showroom di Samu Expo, un progetto di Confartigianato del Veneto in collaborazione con EBAV, Confartigianato Imprese Marca Trevigiana e Confartigianato Imprese Padova. Siamo qui all'interno del padiglione 8 di Pordenone Fiere con l'ultimo dei nostri appuntamenti di approfondimento sulle tematiche del digitale a supporto delle piccole e medie imprese del territorio e dopo un percorso durato 3 giorni che ci ha fatto approfondire i temi della comunicazione digitale, il posizionamento di marca, la comunicazione legata alle fiere, il posizionamento sul web e sugli altri canali di comunicazione digitale. Poco fa invece abbiamo approfondito il tema delle Academy e adesso con Marco Barbetta di Azzurro Digitale andiamo a conoscere una nuova soluzione legata al tema del monitoraggio degli stampi e della tracciabilità, quindi delle lavorazioni, sviluppata da Azzurro Digitale, azienda che opera nel mondo dell'innovazione, che sa offrire soluzioni concrete, pratiche e veloci al sistema delle piccole e medie imprese, anche delle grandi in realtà. Ma lascio subito la parola a Marco e quindi a te il palco e siamo tutto orecchi. Grazie. Buongiorno a tutti. Oggi vi parlo della tematica del monitoraggio degli asset produttivi. Quando un'azienda per il suo processo realizza degli asset, come faccio un esempio degli stampi, piuttosto che stampi per iniezione, stampi per plastica, stampi per metallo, tellai serigrafici, di solito fa grossi investimenti in questi asset. Questi asset quindi sono costosi, sono strategici per l'azienda, contengono proprietà intellettuale dell'azienda stessa e in molti casi sono anche delocalizzati per la produzione, quindi spesso un'azienda che si realizza grossi asset industriali non li utilizza in prima persona per la produzione. Quindi quando un'azienda possiede una grande quantità di asset come degli stampi, facciamo l'esempio specifico, no, degli stampi, gli stampi sono inseriti all'interno di una linea produttiva. Ci sono una serie di domande a cui le aziende spesso fanno fatica a rispondere, no? E in particolare nelle aziende la funzione del production manager fa fatica a rispondere. Queste domande sono per esempio quando devo fare inventario, dove sono questi stampi, quindi dove sono localizzati per risolvere il problema dei cespiti e dell'inventario. Come stanno lavorando questi stampi, quindi rispettano i tempi ciclo, l'OE è quello che mi aspetto, le loro performance per cui li sto anche effettivamente ammortizzando sono quelle che mi aspetto? Altra domanda che mi posso fare è quanto stanno lavorando, quindi non solo quanto bene stanno lavorando ma anche quanto, e per sapere se sono in linea con il piano produttivo, per sapere se fra 100 colpi, fra 1000 colpi lo stampo dovrà andare in manutenzione. Tipicamente oggi questi problemi di contabilità vengono risolti in maniera molto manuale, cioè io ho il mio stampo, conto quanti colpi fa in un modo o nell'altro, ne tengo una determinata contabilità e in questo modo riesco a capire quanto manca alla mia manutenzione. Però ci domandiamo, sarà possibile digitalizzare questo e semplificare questo processo di contabilità? Ampliamo lo scenario. Nello scenario in cui gli stampi sono invece delocalizzati presso terzisti, quindi succede che lo stampo è mio, io ho il mio terzista che lo utilizza per mio conto e produce i pezzi. Cosa capita in questo caso? Le domande si moltiplicano, perché mi chiedo anche, ma il fornitore sta stampando solo per me o stampa anche per altri? Quindi c'è un tema di tutela della proprietà intellettuale. Il fornitore esegue la manutenzione programmata, quindi di solito in un contratto con un fornitore terzo che utilizza il mio asset, io ho una, condizione per cui la manutenzione viene effettuata secondo certe scadenze e quindi è lecita la domanda, effettivamente viene fatta la manutenzione. Come si risponde a queste domande attualmente? Si risponde con una contabilità manuale appunto interna, oppure nel caso di fornitori esterni si risponde con degli auditor, quindi con degli incaricati che vanno a verificare la compliance e la qualità del fornitore con un processo che è molto dispendioso. Allora ci domandiamo, c'è il modo
effettivamente di digitalizzare questo processo e renderlo un po' più automatico. La nostra soluzione è Matix. Matix è una scatola nera fondamentalmente, un sistema di tracciamento remoto del funzionamento di un asset, in particolare qui faccio l'esempio dello stampo, che si attacca direttamente allo stampo e quindi mi permette di ottenere tutta una serie di informazioni di funzionamento a prescindere dal collegamento, dalla posizione dello stampo. Come funziona? Funziona così, lo vedete in questa slide. Il dispositivo viene collegato allo stampo e ne misura la posizione, ne misura il funzionamento. Queste informazioni che vengono salvate dentro il dispositivo vengono poi inviate attraverso una rete cellulare, quindi indipendente rispetto a Wi-Fi o altri sistemi di connessione, e vengono salvati sul cloud. Quando questi dati arrivano sul cloud sono ovviamente sia facilmente consultabili da tutti i soggetti coinvolti nell'utilizzo di questo asset, sia sono facilmente scaricabili e inoltrabili verso sistemi terzi, come sistemi di manutenzione, come sistemi di ERP, sistemi di MES e di controllo della produzione. Quindi, ricapitolando, l'idea è quella di un dispositivo collegato allo stampo. Importante sottolineare questa cosa, cioè il dominio dello stampo è di chi possiede lo stampo, quindi se io sono una grande azienda che ha molti stampi per realizzare i propri prodotti, tutti questi stampi sono miei e io li do ai terzisti, o li ho in casa o li do ai terzisti. Cosa succede? A quel punto lo stampo è mio e quindi io ci posso effettivamente inserire una scatola nera, quindi non vado ad intervenire sul processo, non vado ad intervenire a casa di altri, vado ad intervenire su un dominio che è mio, che sono il proprietario di questo asset. L'altra cosa importante è che un dispositivo del genere non deve essere vincolato, un sistema di remotizzazione, di telecontrollo e di telelettura dei dati, è importante che non sia vincolato ad una rete Wi-Fi specifica, perché altrimenti ovviamente la mobility è assolutamente preclusa, cioè io non posso spostare questo asset presso un altro impianto, un altro soggetto, un altro paese senza perdere la connettività, con tutti i problemi che ovviamente ne derivano a quel punto. E l'altra cosa fondamentale, neanche a dirsi, che è stata una scelta di design di questo prodotto, è che l'oggetto deve essere autonomo, cioè deve essere, come suggerisce il termine scatola nera, deve essere un dispositivo alimentato a batterie con una durata pluriennale che permetta quindi di installarlo, vedere i dati che arrivano, fruire di questi dati senza preoccuparsi troppo di mantenerlo in funzione, di mantenerlo attivo. Questo dispositivo è pensato tra l'altro plug and play perché, come dire, è importante poterlo applicare sia a stampi nuovi sia a stampi che sono effettivamente già in uso. Perché? Perché in caso di spostamento tra fornitori diversi o in caso di rispostamento in casa di uno stampo che ha già fatto una buona vita, è comunque interessante a quel punto cominciare a monitorarne le performance anche se non è uno stampo nuovo. Che cosa possiamo estrarre dai dati che misura un apparecchio del genere? Dunque, l'apparecchio fondamentalmente di base misura impatti, quindi i colpi di questo stampo, che sia di lamiera o che sia di iniezione plastica, e misura anche la geolocalizzazione. I dati che possiamo estrarre, le informazioni che possiamo estrarre da questi pochi dati in realtà sono parecchie, perché dalla geolocalizzazione possiamo capire ovviamente dove è il nostro stampo, quindi è a casa, è dal nostro fornitore, è da un fornitore diverso rispetto a quello che pensavamo, che contrattualmente è stabilito. Possiamo sapere se sia in casa che presso il fornitore terzo lo stampaggio è in linea con il piano produttivo, quindi se ci dobbiamo aspettare ritardi, e il sapere in anticipo che ci potrà essere un ritardo produttivo in un processo molto complesso è sicuramente un vantaggio strategico. Inoltre possiamo anche avere degli allarmi, perché
se si ferma lo stampaggio, ovviamente in anticipo magari rispetto a quello che era il piano produttivo, è interessante avere un allarme che ce lo dice. Se invece lo stampaggio si ferma quando è previsto che accada, quindi per esempio in corrispondenza di una manutenzione programmata, ecco che a quel punto abbiamo conferma effettivamente che lo stampaggio, che la manutenzione, diciamo, dello stampo è avvenuta. E questo chiaramente risolve l'insieme di questi 4 dati, chiaramente risolve un importante problema di compliance contrattuale, no? Perché da un lato in questo modo io riesco a capire se tutto quello che accade di attivo, quindi di produzione, è in linea con quello che mi aspetto dalla compliance di un fornitore, e dall'altra parte se quello che accade di, diciamo, negativo, quindi fermi produzione piuttosto che spostamenti, sono eventi che devono essere considerati, tracciati per valutare la performance di questo rapporto di fornitura. Chiaramente all'interno di un sistema del genere navigano dati che sono importanti e strategici sia per il fornitore che per il committente, quindi ecco che un'attenzione in un dispositivo IoT del genere, ecco che un'attenzione nei confronti della cyber security è fondamentale, quindi è importante che questi dati, che sono strategici, siano protetti in tutto questo percorso dal dispositivo fino ai cloud. Matix lo risolve by design perché è realizzato con un sistema particolarmente sicuro a livello di software, e tutte le connessioni che portano questi dati fino al cloud sono criptate tramite protocolli di sicurezza ben noti. In questo modo significa che quando io vado a consultare i dati o a scaricare i dati verso il mio sistema di fabbrica, non corro mai il rischio che questi dati vadano in mano a qualcun altro. In più la visione di questo prodotto è in realtà molto più ampia delle funzioni, diciamo, che vi ho elencato finora, perché immaginiamo quello che può essere il futuro della gestione degli stampi, ma in generale di un rapporto di fornitura in cui all'interno ci sia un asset costoso o comunque un asset che ci permetta di misurare le performance. Cos'è che succede adesso? Allora, quello che succede adesso è che io sono un'azienda che deve realizzare un bene, acquisto uno stampo, lo faccio fabbricare, acquisto uno stampo e lo affido ad un fornitore terzo. A questo punto il fornitore terzo chiaramente mi fa un'offerta. Mi dice: io per fare questa tiratura di pezzi ti chiedo 10 centesimi a pezzo. Lo stampo arriva, viene messo in lavorazione, comincia a produrre, il fornitore viene remunerato per il suo lavoro. E poi in maniera periodica, secondo quello che è il contratto che è stato stabilito, il fornitore esegue la manutenzione di questo asset. Ci sono una serie di problematiche, diciamo, in questo processo che possono essere aggredite tramite un sistema digitale. Per esempio, partiamo dall'inizio, l'acquisto dell'asset da parte di un'azienda. Intanto l'acquisto di questo o di questi asset per produrre un pezzo, un codice, deve essere opportunamente dimensionato, cioè ne acquisto 1, ne acquisto 2, ne acquisto 3. Allora, per saperlo devo conoscere puntualmente le performance di questo asset anche quando sono da un fornitore terzo, punto sul quale di solito non ho visibilità, perché io non sono connesso al sistema gestionale del fornitore terzo e il fornitore, salvo accordi particolari, non è tenuto a fornirmi queste informazioni. Avendo delle informazioni aggiuntive sul funzionamento dell'asset, è chiaro che io posso fare un acquisto, diciamo, un dimensionamento anche del numero di stampi che mi servono, che è più oculato. Quando il fornitore utilizza effettivamente questo asset,
ecco che ci sono altre problematiche che emergono, per esempio l'usura precoce dell'asset, nel caso di cattiva progettazione, nel caso di problematiche, diciamo, che non erano note prima che questo stampo fosse effettivamente messo in produzione, che causano poi, quando il fornitore va effettivamente a stampare, causano una dilatazione dei tempi ciclo. Quando il fornitore stampa con un tempo ciclo più elevato, è chiaro che ha un costo, se non altro di ammortamento, diciamo, un costo operativo, ecco, quantomeno operativo, che è molto più elevato rispetto all'offerta che mi aveva fatto. Oppure può essere che il proprietario, l'esecutore, diciamo, del processo di stampaggio, quindi il fornitore terzo, vada più veloce di quello che era l'offerta iniziale. E questo chiaramente causa una perdita o un guadagno al fornitore terzo rispetto all'offerta iniziale. In più, il fornitore terzo potrebbe avere anche, il terzista potrebbe avere anche dei costi di manutenzione più elevati rispetto a quelli che erano stati inizialmente pattuiti, sia in termini di tempo che in termini di materiali. Ma questo sta nei dettagli, diciamo, del contratto. Come possiamo aggredire tutti questi punti con un processo digitale, cioè con un processo in cui andiamo a misurare questi parametri, alcuni di questi parametri, riusciamo a dedurre queste informazioni e quindi a migliorare la trasparenza nel rapporto di fornitura tra il committente e il terzista che esegue il processo. Beh, intanto possiamo vedere se lo stampo si ferma più spesso del previsto. Se lo stampo si ferma più spesso del previsto, posto che non è certo intenzione del terzista fermarsi più spesso del previsto, se io lo vedo, allora posso riconoscere il fatto che magari lo sto mettendo, magari io proprietario dello stampo, magari lo sto mettendo in difficoltà. Il tempo ciclo. Se il tempo ciclo è diverso rispetto a quello che diciamo, il tecnologico che ha sviluppato lo stampo si aspetta, anche lì io vado a fare un ragionamento, perché dico, ma questo fornitore diciamo, effettivamente sta lavorando con uno stampo e sta andando più veloce perché effettivamente si poteva farlo, oppure questo stampo sta mettendo in difficoltà il terzista e quindi sta andando più lento del previsto. In questo caso che cosa accade? Che se io lo so, se entrambe le parti lo sanno, allora possono mettere a contratto che si possa riconoscere un bonus o un malus a seconda di come si comporta lo stampo. Quindi immaginiamo che il terzista sia costretto ad andare più lento del previsto e possa automaticamente vedere riconosciuto dal proprio committente un bonus che gli permette di rientrare dalla potenziale perdita o comunque dal mancato guadagno. Dall'altra parte, però l'altra parte del contratto è che se il fornitore effettivamente va più veloce, magari riconoscerà parte di questo improvement al progettista o comunque al proprietario dello stampo, che quindi sarà motivato effettivamente a fare tutto quello che può per velocizzare il processo. Infine, se tramite un sistema digitale di misura sullo stampo io mi accorgo che il fornitore terzo sta effettivamente fermo per eseguire la manutenzione quando deve essere fatta, a maggior ragione ho già una palese verifica della compliance rispetto al contratto di manutenzione che altrimenti avrei dovuto fare tramite un audit dedicato e quindi spendere tempo e persone. In tutto questo processo ci può aiutare la blockchain. Perché? Perché questi dati, questo rapporto di fornitura di cui vi ho parlato finora, può essere un contratto digitale, un cosiddetto smart contract. Quindi può essere un contratto codificato nella blockchain in cui fornitore e committente si impegnano a scambiarsi servizi per beni, ma effettivamente i pagamenti vengono avviati grazie ai dati che sono acquisiti sul campo. Quindi fornitore e committente, come dire, quando il fornitore esegue lo stampaggio di 10.000 pezzi, chiaramente si aspetta il pagamento per 10.000 pezzi. Questa cosa con uno smart contract può avvenire istantaneamente.
Questo cosa comporta? Comporta una certezza del fornitore di essere pagato, senza dubbi, e una certezza del committente di pagare solo a fronte di una performance corretta e in compliance del fornitore. Quindi si capisce facilmente come questo dispositivo e questo sistema possa creare una trasparenza senza precedenti sul rapporto di fornitura quando ci sono in giro degli asset. Quindi, ricapitolando, il dispositivo di cui vi parlo, il sistema di cui vi parlo, che è stato già testato in ambiente industriale, questi test ci hanno permesso di fare delle scelte di design importanti, quindi come vi dicevo prima la connettività per rendere il dispositivo diciamo ubiquo, quindi non legato ad un fornitore, ad un impianto specifico, l'alimentazione a batteria per far sì che questo oggetto sia effettivamente plug and play, cioè uno lo prende, lo monta sull'asset e da lì il dispositivo comincia a misurare dati. Nell'ottica di non interrompere la produzione, di non essere invasivi nei confronti del tecnologico il cui mestiere è realizzare asset produttivi, questa scelta di essere plug and play ed essere molto veloci ad essere installati, secondo noi è assolutamente vincente. Ora vediamo un attimo meglio come effettivamente, che cosa l'abbiamo già detto, però come effettivamente come si può fruire di questi dati. Bene, questi dati, una volta acquisiti e messi nel cloud, sono leggibili tramite una dashboard. Questa dashboard è un sito web, una pagina web sulla quale io posso vedere tutti i miei dispositivi, posso vedere il loro, quindi tutti i miei dispositivi, e siccome sono collegati a degli asset posso vedere tutti i miei asset, di cui sono per esempio il proprietario. Di tutti questi asset posso vedere la posizione geografica, posso vedere lo stato di lavoro o di fermo, per esempio nel caso di uno stampo, e posso vedere anche tutta una serie di informazioni molto dettagliate, quindi anagrafiche dello stampo. Posso vedere dati storici, i dati di oggi, i dati della produzione di ieri, i dati della produzione dell'altro ieri, posso vedere temperature e così via. Posso vedere la localizzazione precisa del mio asset, e tutti questi dati li posso portare anche verso il sistema esterno. Vediamo adesso meglio, anche con l'aiuto di un video realizzato da un mio collega, di esplorare questa dashboard, perché secondo me effettivamente solo così si riesce a capire la potenza effettiva di questi dati acquisiti dallo strumento. Quello che andremo a vedere in questo breve video è il sistema di dashboarding di Matix. Matix viene fornito in un pacchetto che contiene 3 elementi: 1 il dispositivo Matix in sé, 2 un sistema di dashboarding multiutente che andremo a vedere, e 3 un sistema di storage e storicizzazione dei dati acquisiti. I dispositivi possono essere censiti in diverse categorie o plant. Qui possiamo vedere plant A area 1, plant A area 2, plant B area 1 e area 2. Questi che vediamo in questa schermata sono i dispositivi del plant A area 1. I dispositivi possono notificare lo stato, in questo caso lavorazione o fermo, tamper che non è presente che indica un'eventuale manomissione, e possono generare allarmi di stop e fermo produzione che possono essere notificati tramite mail o SMS. Si possono inoltre conoscere i parametri relativi a ogni singolo dispositivo, per esempio Matix Demo 01. Cliccandoci sopra si apre una seconda dashboard. Questa evidenzia i vari parametri del dispositivo: temperatura, batteria, grafici come colpi al giorno, colpi all'ora, colpi ogni 5 minuti, temperatura e livello batteria, ma anche la mappa in cui è localizzato il dispositivo, oppure c'è una sezione configurabile che ci aiuta a mantenere traccia dell'asset relativo al dispositivo. Questa che vi ho mostrato è in breve la dashboard di Matix. Per altre domande vi consiglio di visitare il sito internet o contattarci direttamente. Grazie per l'attenzione, un saluto. Ecco, dunque, riassumendo, il sistema va ad agire su 3 importanti pillar: l'asset management, quindi la possibilità di gestire le performance del mio asset, di contare quanto produce, di contare
con che efficienza produce, di ricevere un'allarmistica di quando effettivamente l'asset non è nella condizione di produrre, quindi fondamentalmente lo sto ammortizzando per niente. Ed eliminare quindi tutta quella parte di contabilità manuale che attualmente viene fatta con complicazioni, con errori, con l'utilizzo di auditor, con la spesa di notevole tempo. Agisce sull'asset tracking, quindi sulla possibilità di sapere la posizione del mio asset in ogni momento, sapere dov'è, sapere se effettivamente è dove mi aspetto che sia e tra l'altro questo senza nessun intervento presso il luogo dove sta questo stampo. E infine il vero sogno, diciamo, e il vero obiettivo di tutto questo sistema è abilitare una cosa che noi chiamiamo digital purchase, cioè l'insieme di tutti questi di tutta questa automazione digitale del processo di acquisto che permette di avere pagamenti tra i fornitori, tra fornitore e committente automatizzati, che può permettere di confrontare le performance di un fornitore, quindi stabilire per esempio che un fornitore è più adatto e performa meglio su un certo settore di parti prodotte piuttosto che su un altro, e anche di creare questo meccanismo estremamente win-win tra fornitore e committente in cui i due si possono riconoscere dei reciproci vantaggi nel caso in cui stiano producendo, il processo stia overperformando, oppure possono collaborare e aiutarsi nel far sì di non perdere troppo denaro quando il processo effettivamente performa meno di quello che ci si attendeva. Ecco, questo è tutto e vi ringrazio per l'attenzione.